Buongiorno, buongiorno con Focus TG. Andiamo subito in diretta a Cadoneghe da Chiara Gaiani perché stanotte un boato, qualcuno ha fatto saltare uno dei due autovelox da 24.000 multe. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo qui lungo la strada del Santo con il collega Federico Cibotto. Ecco, vi facciamo vedere subito i danni causati dall'esplosione di cui tu accennavi. Un piccolo ordigno, in realtà pare un grosso petardo, poi sentirete esattamente la ricostruzione. Questi sono i danni causati in uno dei due autovelox. Come vedete c'è l'asfalto che riporta insomma i segni dell'esplosione alla base dell'autovelox, e poi andando verso l'alto sono completamente danneggiate le due antennine che servivano poi insomma per la telecamera, per la registrazione delle eventuali infrazioni. Lo ricordavi tu, un numero davvero imponente di multe, 24.000 sembra sia una cifra per difetto, ma allora andiamo subito a vedere che cosa è accaduto nel primo servizio intorno alle 21:30 di ieri sera qui. Sono le 21:30 di mercoledì quando un boato terribile terrorizza tutti i residenti di quest'area lungo la strada del Santo, sentito fino a Vigo d'Arzere. A esplodere uno dei due autovelox della Discordia, posizionato da fine giugno sul limite dei 50 km/h in questo tratto di strada passata da regionale a comunale. Un grosso petardo, forse di fabbricazione artigianale, questo è l'ordigno fatto saltare da una persona la cui immagine sarebbe stata registrata dalle telecamere della zona. Immediato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno conducendo le indagini. L'ordigno, che è stato posizionato alla base dell'autovelox facendo un fortissimo rumore a causa del tombino chiuso, è adesso al vaglio degli artificieri. Nel frattempo nel comune della Cintura i residenti sono sotto shock, tanta la paura come tanta l'esasperazione dei cittadini che anche ieri hanno fatto la fila davanti al comando della polizia locale a causa delle multe scattate dai due velox posizionati lungo la strada dalla fine di giugno. Sono 40.000 le sanzioni elevate, con automobilisti che hanno collezionato anche oltre 30 multe. Ecco, tanti cittadini che si sono riversati in strada. Il boato è stato sentito anche nel comune vicino, cioè in quello di Vigo d'Arzere. Un atto ovviamente condannato da molti, ma vi assicuro che abbiamo insomma con i colleghi consultato le varie pagine social che sono nate proprio contro questi autovelox. Ci sono commenti di varia natura, davvero si è scatenato di tutto. Il numero delle multe è elevatissimo, addirittura è nato anche un gruppo WhatsApp di cittadini che stanno cercando come fare, perché ci sono persone che ne hanno collezionate davvero un numero impressionante. La posizione del sindaco del comune di Cadoneghe è sempre stata chiara, tra l'altro insomma lo sentirete tra poco nell'intervista che ci ha rilasciato pochi minuti fa. Ci ha raccontato come proprio questa mattina un'altra telecamera lungo questa strada sia stata danneggiata. C'è davvero grande esasperazione. Allora io direi che sentiamo l'intervista rilasciata ai nostri microfoni dal sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro. Ringrazio il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e poi da Cadoneghe restituisco la linea allo studio. Un atto gravissimo quello accaduto ieri sera, l'ho definito così. Gravissimo e direi anche barbaro. Nella notte di ieri verso alle ore 22 circa si è udito un forte boato, un bagliore e poi tanto fumo, si è udito un po' in tutto l'isolato, addirittura fino a Ponte Vigo d'Arzere e a Vigo d'Arzere, quindi pensate insomma, la forza anche dell'esplosione. È un atto barbaro perché qui non siamo in Burundi, qui siamo in un paese civile e si usano metodi civili per rappresentare ogni tipo di rimostranza che qualsiasi cittadino nelle sedi opportune volesse farlo, ma mettere della polvere da sparo e far scoppiare in pieno centro abitato alle ore 22 circa e far saltare una strumentazione che è stata posizionata lì per decreto dalla prefettura di Padova, chiesta dai cittadini, in un momento in cui stavano per passare anche dei ragazzi in prossimità di terrazze e di cittadini residenti. Pensate che l'esplosione ha fatto volare letteralmente in aria tutte le tombinature nei pressi del Velox.
Se passava una macchina di là o passavano dei bambini, probabilmente oggi staremmo raccontando un'altra storia. C'è stato anche un altro atto, ci raccontava proprio poc'anzi. Sì, la polizia mi ha riferito circa un'ora fa che probabilmente con una strumentazione, una pistola, una carabina, un fucile, non siamo in grado oggi di capire, almeno in questo momento perché è molto fresca la cosa, hanno sparato su una telecamera poco dopo, quindi verso direzione Campodarsego. Ecco, questo fa capire la barbarie e soprattutto io provo profondo disgusto per chi soffia sul fuoco della polemica e non aiuta le persone invece a, diciamo così, a comprendere le motivazioni per le quali lì sono stati messi degli strumenti di contenimento della velocità. Sono stati chiesti dai cittadini, ci sono stati dei morti e dei feriti. Non lo dice il sindaco di Cadoneghe, lo dicono le forze dell'ordine, su precise e puntuali rimostranze, dossier, documenti che hanno presentato al prefetto. Chi si lamenta però che si sta anche organizzando via WhatsApp, eccetera, loro li incontrerà, sindaco? Io non ho ricevuto nessuna richiesta di incontro. Sappia che io non ho mai fatto un giorno di ferie, io sono sempre stato qua e continuo sempre a ricevere i cittadini come ho sempre fatto e le posso anche assicurare che i cittadini non vengono qui e non vengono a imprecare o ad offendere, capiscono che quella strada è una strada pericolosa e che si deve rispettare il limite dei 50 all'ora. Chiedono chiaramente come poter risolvere una situazione contingente o se possono vantare qualche diritto anche per poter essere, diciamo, ridotte le sanzioni. Ecco, ma non lo decide il sindaco, lo decidono le istituzioni preposte, in questo caso i giudici. Ma io ci tengo a precisare che i metodi barbari e non sono da paese civile, non si mettono le bombe in centro abitato per cercare di cambiare le cose, anzi, e la gente lì è sgomenta, incredula per quello che è accaduto. Giustamente indignato il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, intanto continuano le razzie dei ladri negli appartamenti e oggi raccontiamo la vicenda che riguarda un terzetto di ladri che era penetrato in un appartamento di Mestre, è stato sorpreso da due ragazzi all'interno di questa abitazione, una colluttazione, uno dei ladri è morto cadendo da una scala, ci racconta tutto in diretta da Mestre Anna Maria Parisi. Tentato furto in appartamento qui al civico 9 di via Rampa Cavalcavia a Mestre, finito in tragedia con uno dei tre ladri morto nell'ascensore dopo essere stato inseguito dai proprietari dell'appartamento, zio e nipote, e qui da questa mattina l'ascensore è transennato e fuori uso. Siamo al terzo piano del civico che è in fase di ristrutturazione, poi all'esterno aggiungeremo altre immagini alla storia di questa tragedia. Non si sa molto al momento, bocche serrate da parte degli inquirenti, ovvero gli agenti della questura di Venezia intervenuti sul posto perché chiamati proprio da uno dei dirimpettai di questo appartamento. Il fatto intorno alle 10:30 ieri sera. Questa è una delle zone calde, cosiddette calde di Mestre. Ci troviamo a ridosso di via Cappuccina e via Piave, zone notoriamente conosciute per questioni di spaccio, droga e degrado e criminalità. Sembra dalle prime ricostruzioni che si trattasse comunque di ladri, dei tre ladri, così come dello zio e nipote che abitano qui, tutti cittadini di nazionalità moldava. E per il momento da Mestre è tutto, la linea torna allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi in diretta, richiedici la linea se avrai eventualmente se avrai delle testimonianze, persone che possono raccontare che cosa è successo, davvero un fatto inedito, quello di un ladro inseguito dai proprietari di casa che precipita nel vano dell'ascensore, tra le scale e l'ascensore, e perde la vita. Adesso andiamo a Padova,
ci sono non soltanto i ladri in azione ma anche i truffatori, come diciamo ogni giorno, e in questo caso parliamo di anziani. La campagna di informazione e formazione sta portando frutti, infatti 3 anziane sono riuscite a sventare dei tentativi di truffa e avvisare la polizia. 3 tentativi di raggiro ad altrettante anziane nel Padovano, 3 fallimenti con contatto quasi immediato della polizia. Sono buone notizie finalmente quelle raccolte su questo fronte. Episodi quasi fotocopia quelli accaduti tra martedì e mercoledì, tutti per fortuna con un lieto fine per merito della prontezza di riflessi delle 3 donne che non si sono perse d'animo e hanno subito capito che si trattava di un tentativo di truffa. Nei primi 2 casi è stato il finto nipote a contattare le anziane, aveva causato un incidente e aveva urgente bisogno di soldi. Le nonnine non hanno esitato un attimo, dapprima una bella romanzina al telefono, poi con il cellulare la telefonata al 113. Alla terza vittima i malviventi hanno occupato sia il telefono fisso con la finta richiesta del nipote, sia il cellulare con il sedicente avvocato pronto a raccogliere soldi e gioielli. La nonnina ha quindi ben pensato di correre a casa dei vicini per chiamare le forze dell'ordine. Un esempio da imitare questo, ricordando che anche se qualcuno si presenta in divisa è meglio verificare tutto chiamando il 112 o il 113. Nel frattempo continuano le indagini per bloccare anche questi truffatori, 2 i campani assicurati alla giustizia la scorsa settimana dagli agenti della squadra mobile di Padova. Ancora incidenti stradali, l'annualese teatro di continui sinistri. Ecco qui il titolo della nuova Venezia: 4 ragazzi feriti, uno è gravissimo. È intervenuto anche l'elisoccorso a Moniego di Noale. La loro auto è finita fuori strada dopo aver toccato il cordolo del marciapiede. Abbiamo raccontato l'altro ieri proprio l'incidente, l'autobus della Mon che è entrato in una villetta, nel giardino di una villetta di Quinto di Treviso per evitare un 82enne che aveva invaso la corsia. E c'è una storia che adesso ci racconta Daniela Sizzia, un uomo che è stato speronato da un pirata della strada che ha deciso di dargli la caccia. A te la linea, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno telespettatori. Sì, come hai detto tu, un pirata della strada, l'impatto è venuto qua in questo punto, siamo a Pieve di Soligo, l'auto proveniva da quella direzione, una Golf nera, l'auto invece di Thomas Ceschin, che intanto ringrazio per essere qui con noi. Intanto buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Perché l'incidente, fra l'altro, direttore, è avvenuto proprio ieri sera. Era arrivato qui, aveva parcheggiato qui l'auto, Thomas, per far scendere l'amico, e fortunatamente perché l'amico non è sceso dall'auto, perché non avremmo parlato solo di danni alle auto, ma purtroppo avrebbe potuto essere davvero una tragedia. L'impatto violentissimo, l'auto da lì è sbalzata per quasi 10 metri e l'impatto, ve lo faccio vedere, è avvenuto qua, guardate, ha divelto anche questa ringhiera di questa casa e ovviamente si è fermata qui l'auto di Thomas. La ruota è scoppiata, l'auto del pirata invece ha fatto qualche metro, sembrava volesse fermarsi, aveva messo le 4 frecce, poi invece ha accelerato ed è fuggita. E lei ha visto, Thomas, chi era dentro l'auto, insomma l'automobilista? Allora, praticamente lui ha messo le 4 frecce, mentre mi stava passando a fianco a sinistra ho visto questo ragazzo 20enne, biondo, all'interno della macchina c'era del fumo, quindi probabilmente gli sono scoppiati gli airbag, che non li ho visti in quel momento. Pensavo si fermasse perché si era fermato davanti a me e purtroppo ho fatto finta, perché io non ho fatto a tempo di leggere la targa, che lui piano piano se n'è andato via, e quindi io ho visto solo una B iniziale della targa di questa Golf nera, serie 5 in teoria, non so altro. E soprattutto i danni ovviamente li ha, e non pochi, visto l'impatto violento. Siamo stati sobbalzati in avanti e in quel momento non sapevamo cosa era successo. Abbiamo avuto di 10 secondi che non sapevamo cosa fosse successo, anche perché non c'erano altri veicoli in giro, quindi lui ha proprio centrato la nostra macchina e tutti i veicoli che c'erano.
Ecco, probabilmente una disattenzione, perché l'auto era sulla corsia, tutto ad un tratto invece si è spostata verso questa parte qui dove era parcheggiato l'auto di Thomas e l'ha presa in pieno. Addirittura c'erano dei ragazzini poco più avanti che hanno tentato di prendere l'auto di corsa per tentare di inseguire il pirata della strada, ma lui ovviamente ha accelerato e ha fatto perdere le traccia. Thomas e l'amico sono andati in pronto soccorso anche oggi, perché comunque hanno riportato dei piccoli, fortunatamente lievi traumi, però che sono stati refertati con qualche giorno di prognosi, e però lancia un appello. Qui ovviamente la denuncia è stata fatta, sono arrivati i carabinieri che stanno cercando anche le immagini delle videocamere di sorveglianza per cercare di rintracciare il pirata della strada, e l'appello però insomma di Thomas. Sì, se qualcuno sapesse di una Golf appunto serie 5 ammaccata abbastanza, perché comunque c'era del liquido per terra, quindi penso che abbia perso del liquido al radiatore, mi chiami o comunque contatti le autorità. Ecco, diceva giustamente Thomas, avremmo potuto fare una constatazione amichevole, insomma ci sono le assicurazioni, questi sono gesti che non vanno mai fatti, perché fra l'altro insomma fortunatamente non si sono fatti tanto male, fortunatamente l'amico era in auto e non stava scendendo, ma insomma assicurarsi che le persone che si è tamponati insomma stanno bene sarebbe stato il minimo, ecco. Ovviamente le indagini, come ho detto, sono dei carabinieri che ora stanno davvero raccogliendo gli indizi. C'erano anche parti di auto, di questa auto nera a terra, che sono state ovviamente portate via ora dai militari dell'Arma. Qui da Pieve di Soligo è davvero tutto, ti restituisco la linea, direttore. Grazie molto a Daniela Sizzia. C'è stato un incidente ieri a Spercenigo di San Biagio di Callalta, un autobus della TVO è finito nel fossato, 6 passeggeri lievemente feriti e trasportati all'ospedale di Treviso. Sentiamo il servizio della nostra redazione trevigiana. È stato un attimo, il bus di ATVO si è fermato lungo via Silvio Pellico a Spercenigo per permettere ad un camion che proveniva dalla direzione opposta di passare. La strada infatti in quel tratto è piuttosto stretta. A causa probabilmente delle piogge abbondanti di questi giorni, il ciglio della strada ha ceduto ed il mezzo è scivolato finendo nel fossato con circa 30 centimetri d'acqua. Questa è la ricostruzione fatta proprio da ATVO. 6 persone sono rimaste ferite, tutti sono stati trasportati con diverse ambulanze all'ospedale di Treviso, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è atterrato anche l'elicottero del SUEM 118. Paura tra i passeggeri, che sono stati fatti uscire dal mezzo e poi soccorsi dai sanitari. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente un vigile del fuoco che abita nelle adiacenze e che ha dato immediatamente l'allarme. Il bus stava effettuando la linea Pordenone-Sandona di Piave e trasportava 7 passeggeri. Una strada questa pericolosa, ci dicono i residenti. Quando ci sono 2 mezzi pesanti che su questa strada non riesci a passare o vanno più piano, devono quasi fermarsi per passare. Se vanno in curva, là in fondo sulle curve tendono a uscire giù per il canale. È pericolosa. Ogni volta che vado in bicicletta, io e la mia famiglia, rischiamo la vita, a piedi in bicicletta. Sono strade di una volta, forse sia la TVO, la MOM e la provincia, le istituzioni di competenza forse dovrebbero un attimino riguardare i percorsi di questi mezzi pubblici, perché è andata bene che non ci siano feriti gravi da quanto abbiamo visto, però magari passa un ciclista, un pedone, l'avrebbe schiacciato. La strada è rimasta chiusa per permettere il soccorso dei passeggeri feriti e per il recupero del bus. ATVO ha fatto sapere che il mezzo non ha riportato danni e che domani rientrerà regolarmente in servizio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale e di carabinieri. L'esatta dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto online. A Mestre il ladro che cade dalle scale muore dopo essere stato scoperto durante un furto in casa. Ne abbiamo parlato prima in diretta con Anna Maria Parisi. E a Mestre il filo spinato nelle case contro lo spaccio, i residenti che dicono abbiamo paura, quindi molto degrado. La morte della 14enne Chris, la compagna del pirata, dopo la spedizione punitiva Proteggeteci. 30 uomini si sono presentati a casa dell'uomo che ha investito questo ragazzo rivolgendo minacce alla compagna. Zaia, turismo e rincari, gli operatori affrontano nuovi costi, ma chi esagera perderà clienti.
L'autovelox di Cadone, che da 24.000 multe al mese è stato fatto esplodere, anche qui abbiamo sentito Chiara Gaiani, polvere pirica per far saltare questo autovelox. E infine Treviso, si rovescia il trattore tra le vigne, anziano muore sul colpo, ed è successo a Col San Martino, un'altra tragedia. È davvero sconvolgente questa serie di incidenti dove agricoltori rimangono schiacciati dal loro trattore. È successo tra i vigneti, ha perso la vita un 75enne. Stava scendendo a bordo del trattore dalla collina dove coltivava con passione il suo vigneto quando il mezzo si è ribaltato. Ha perso la vita così Vittorio Scarpel, 75 anni. Un malore, forse, all'origine della manovra che ha fatto ribaltare il mezzo. Un forte botto, poi il silenzio, quello che ha destato i sospetti dei vicini che, arrivati sul posto, si sono trovati davanti alla tragedia. Abbiamo sentito il colpo, però era da solo, non sappiamo niente come è successo di preciso. Sentito il colpo, voi siete arrivati? Sì, eravamo giù a casa e siamo venuti su, era già così, insomma. Era circa mezzogiorno quando Sergio, insieme al fratello Bruno, hanno allertato i soccorsi. E nonostante il territorio impervio è stato immediato il loro arrivo. Dapprima un'auto medica dalla vicina Pieve di Soligo, poi grazie all'elicottero del SUEM del soccorso alpino, i medici sono stati calati tramite il Verricello per raggiungere il 75enne. Una rianimazione che è durata minuti interminabili, instancabile, il tentativo dei sanitari, ma per Vittorio Scarpel non c'è stato nulla da fare. Hanno fatto il possibile, quello che dovevano fare hanno fatto il possibile, poi non so. Ancora in corso l'indagine per accertare le cause della morte e la dinamica dell'incidente. Quello che resta è il dolore dei familiari, subito accorsi sul posto, increduli, e dei vicini, che per primi sono arrivati per tentare di soccorrere l'anziano che per anni hanno visto prendersi cura delle sue viti. Lui era una vita che aveva sto pezzo di terreno qua. Sì, è andata così questa volta. Mi dispiace. Ovviamente il dolore dei familiari per questa ennesima tragedia che in qualche modo si poteva evitare. Vediamo. Diceva sempre che voleva morire, se doveva morire sulla sua vigna. È andata così, però mi mancherà tanto lo stesso. Un lavoratore instancabile, Vittorio Scarpel, che per tutta la vita ha percorso le salite delle colline di Col San Martino per coltivare le viti di prosecco che hanno reso celebri quei territori. E c'è anche la sua fatica di una vita tra quelle delle tante persone che hanno portato a quel riconoscimento. Terre che continuava a coltivare nonostante fosse già in pensione, ma che non avrebbe mai rinunciato a curare. Non sarebbe mai stato fermo, lui ha sempre lavorato in vita sua. Sarebbe mai morto in poltrona con un libro, lui. Una cittadina che si stringe attorno al dolore di familiari e amici, primo fra tutti il sindaco Mattia Perencin, tra i primi ad arrivare sul posto. La mia vicinanza va ovviamente a tutta la famiglia per la perdita, insomma, del padre e del familiare, quindi veramente una tragedia molto brutta che ha messo sotto shock l'intera comunità. Una comunità attonita di fronte all'ennesima tragedia che ha riportato alla memoria quelle avvenute con dinamiche molto simili in questi territori, continua il sindaco, unendosi al ricordo commosso per Vittorio Scarpel. Sono quelle persone che hanno sempre lavorato la terra con passione, con amore, e ha sempre fatto di fatto l'agricoltore, quindi conosceva bene anche le nostre colline, il lavoro della terra, la fatica anche nel lavorare i vigneti, soprattutto sulla zona delle rive, per così dire, eroiche. Quindi veramente una tragedia che non ci voleva. Come mettere fine a questa strage? Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, è intervenuto su questo Leopoldo Bottero, sentiamo cosa ha detto. Voglio dire, si possono anche mettere in regola. La legge deve dire che devono avere i roll bar come quelli nuovi, cioè quando si rovescia un trattore di tipo moderno ha una cellula di sicurezza intorno. Allora, anche questi qua, quello lì, come diceva anche prima il sindaco che abbiamo visto il filmato, sembrava un pezzo di antiquariato. È chiaro che se uno vuole utilizzarlo, perché non può utilizzarlo, che lo utilizzi pure.
le emissioni sono quel che sono, perché il motore è di 50 anni fa, però almeno i roll bar che impediscono di schiacciare il guidatore, insomma, perché poi specialmente quando si lavora in salita non è facile. Guardate che succede anche nei paesi di pianura, quando su una riva di un fosso eccetera, io mi ricordo un ragazzo poco più grande di me che è morto molti anni fa schiacciato ed è morto male, perché guardate non è una bella morte. Esatto. Allora, non è una bella morte, ha detto ieri sera Leopoldo Bottero. Andiamo adesso sulla questione dei migranti, è un vero e proprio dramma per i sindaci che non sanno come accoglierli, e ieri infatti a Treviso c'è stato un incontro tra i sindaci e il presidente dell'ANCI, Mario Conte, sindaco di Treviso, dove sarebbe stata decisa una linea comune, ancora non si sanno i dettagli. Cercheremo di parlare con il sindaco oggi, con Mario Conte, proprio per capire qual è la linea che è stata adottata, quella dell'accoglienza diffusa o quella del ritorno agli hub. Tanto il problema dei migranti riguarda anche fortemente Trieste, il Friuli Venezia Giulia, c'è la rivolta dei cittadini a Palmanova, non vogliono un hub da 300 migranti, e ieri a Trieste c'è stato un tavolo che riguarda proprio lo sgombero dei silos nel centro della città, e in un tavolo sulla sicurezza pubblica, e non c'è stata però una decisione per il momento. Vediamo. In attesa di indicazioni dalla magistratura prima di procedere con lo sgombero del silos. Ecco quanto emerso dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura stamattina. Un incontro interlocutorio che di fatto si traduce in una situazione di stallo. L'immobile è da tempo occupato dai migranti. Secondo le stime sono circa 200 i frequentatori della struttura. Attendiamo indicazioni dalla procura, ha commentato l'assessore comunale Maurizio De Blasio, che ha sostituito la collega Caterina De Gavardo, mentre i soggetti interessati continuano a lavorare con un obiettivo comune, la sicurezza dell'area per tutti e il decoro urbano. Sì, perché prima di operare lo sgombero bisogna capire esattamente quante persone ogni giorno entrano ed escono dal silos e come bonificare e rendere sicura l'area. Nuove riunioni sono previste all'orizzonte. Il prefetto di Trieste oggi ha accolto le forze di polizia e le autorità competenti per discutere come procedere. Presente all'incontro anche la soprintendenza, che non ha posto vincoli per eventuali interventi che andrebbero a chiudere definitivamente l'immobile in attesa di una riqualificazione, e la proprietaria della struttura, Alleanza Coop 3.0, che spinta dalle istituzioni aveva formalizzato la denuncia per invasione di edificio. Questo sarebbe il passaggio necessario per procedere con uno sgombero, ma c'è anche il nodo migranti, ovviamente. Se viene sgomberato il silos e quindi favorito il loro spostamento, quanti resteranno a Trieste e dove verranno collocati? E se non si trova una struttura idonea, i profughi non faranno altro che occupare un altro posto, come di fatto è avvenuto per alcune aree di Porto Vecchio. Secondo le ultime stime sono infatti oltre 420 coloro che attualmente non hanno una sistemazione a Trieste. Insomma, prima di sgomberare il silos bisogna rispondere a tutte queste domande. E questi sono profughi che arrivano dalla rotta balcanica, varcano il confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, sono afghani, sono pakistani. Ieri un altro naufragio invece al largo della Libia, 41 le vittime, è diventato un cimitero macabro, spaventoso, quello del Mediterraneo, 17.000 morti negli ultimi 10 anni, e continuano a partire e continuano a sbarcare, e quindi adesso il cerino rimane nelle mani dei sindaci. A Battaglia Terme c'è un grosso problema, ce ne sono troppi, dice il sindaco, di migranti. Andiamo a sentire in diretta Federico Fusetti. A te la linea, Federico. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Battaglia Terme, insomma in questi giorni stiamo cercando un po' di chiedere ai sindaci del territorio sulla vicenda migranti cosa sanno, quali sono le sensazioni, insomma anche quali sono ovviamente le loro opinioni. Insomma, si è parlato anche di Battaglia Terme come di un possibile mini hub, qualcuno addirittura è arrivato a dire anche questo. Sindaco Massimo Momolo, come si sente e qual è la situazione che anche percepisce lei nel suo comune? Ma intanto devo dire che Battaglia Terme è dal 2014 che conosce questa realtà, la realtà insomma dei migranti. L'abbiamo conosciuta fin dall'inizio, siamo stati penso fra i primi comuni ad ospitare richiedenti asilo.
tramite una cooperativa, all'epoca si chiamava Eco Officina, poi ha cambiato più volte nome, ma sostanzialmente il soggetto è sempre il medesimo, insomma gestisce attualmente quello che era un albergo termale che è stato declassato ad ostello. È abilitato per una capienza di 80 persone e abbiamo però la sensazione che in questo periodo, complice insomma il fatto che continuano questi arrivi veramente in numero esponenziale cresciuto in Sicilia, Lampedusa eccetera, che abbiamo la sensazione, ne vediamo parecchi di più a camminare per le strade o a gruppetti sulle panchine eccetera, quindi la sensazione è che siamo tornati ad essere un comune che ospita una grande quantità in rapporto alla popolazione. Battaglia è un paese di 3.800 abitanti, una superficie di 6 km quadrati, il più piccolo della provincia come superficie, ed è un paese che ha accettato di buon grado fin dall'inizio questa convivenza con i profughi, con i richiedenti asilo. Però dopo 9 anni che i governi che si sono via via succeduti abbiano continuato a trattare questa come una emergenza, io lo trovo imbarazzante, quantomeno, ecco, voglio essere diplomatico, però uno Stato che abbia delegato completamente il ruolo di accoglienza alle cooperative, secondo me ha abdicato ad un ruolo fondamentale, perché è gestita dallo Stato l'immigrazione, però è delegata di fatto alle cooperative. Le cooperative sono dei privati, sono degli imprenditori che badano ai loro interessi, non è, voglio dire, una cosa fuori illecita cercare di fare del guadagno, però adesso io credo che con quelle che sono, prima si parlava di 35 euro al giorno per sostenere e ospitare questi migranti, e avevano l'obbligo le cooperative di fare anche alfabetizzazione e altre attività. Adesso io credo che con i 24, mi pare siano adesso al giorno quello che ricevono dalle prefetture, più di fare vitto e alloggio io credo non facciano, e quindi c'è il pericolo che magari dopo un anno e mezzo che persone sono qui provenienti da paesi francofoni o anglofoni non sappiano dire più di ciao, e credo che questo non vada bene. Allora per questo io ho detto che forse uno Stato che affrontasse con serietà e in prima persona il problema avrebbe dovuto in 9 anni organizzarsi meglio. Per questo dicevo che con tante caserme che abbiamo abbandonate, magari qualcuna si poteva per un periodo dedicarla a una prima ospitalità di queste persone. Si riconoscevano, gli si insegnava l'italiano, magari gli si insegnava anche un mestiere, e dopo doveva essere l'accoglienza diffusa la vera risposta, perché non è pensabile che si possano realizzare ancora degli hub. Per Battaglia 80, 100, 120, non so quanti siano, sono comunque un numero che è spropositato rispetto alla popolazione di 3.800 abitanti e una superficie di 6 km quadrati. Lei diceva una sensazione, perché in realtà lei non può andare a controllare in questo albergo com'è la situazione. No, l'accesso lì non è consentito. Io spero, credo che la prefettura faccia i dovuti controlli, anzi se la prefettura mi dice sono 80, io non ho motivo di dubitare che non siano 80, me lo dice la prefettura e chiaramente è un organo dello Stato che me lo dice. Certo, mi piacerebbe essere tranquillizzato per dire abbiamo fatto il sopralluogo anche la settimana scorsa ed effettivamente è così. Se poi volessero invitarmi al sopralluogo sarei ben felice di accompagnarli. Si sente un po' insomma anche abbandonato anche lei come sindaco? Beh, la realtà è che come sindaci questo è un problema che ci passa sopra a tutti quanti. Ci sono quelli che hanno, tra virgolette, la fortuna di non avere questo problema perché magari non hanno una cooperativa nel loro territorio, ma qui a Battaglia è una cooperativa che è stata molto capace di vincere bandi nelle varie prefetture. Da noi il problema è continuato, c'è il problema, questa realtà esiste e io credo che la risposta vera sia quella che sta dicendo anche il presidente dell'ANCI, il sindaco di Treviso, un'accoglienza diffusa. Era una cosa che quando la dicevo io 9 anni fa venivo preso a fischi, però adesso credo che sia maturata un po' la convinzione che se il peso viene un po' equamente distribuito, ci sono tante associazioni, parrocchie, eccetera, che darebbero una mano. Però per Battaglia 80-100
è un numero che è improponibile. Grazie al sindaco Massimo Momolo, vi restituisco la linea, insomma, continueremo ovviamente a parlare in questi giorni ancora di questo fenomeno, insomma, da questo viaggio a Battaglia vi restituisco la linea. Grazie molte. I sindaci in gravi difficoltà, abbiamo sentito anche il sindaco di Battaglia Terme, ce ne sono tanti altri, abbiamo visto in Friuli Venezia Giulia, vi dicevo, a Palmanova vogliono recuperare un'ex caserma, i cittadini hanno fatto proprio una manifestazione in piazza sfilando per le vie di questa frazione di Palmanova. C'è una polemica sugli investimenti che il comune di Torri di Quartesolo ha deciso di effettuare per attrezzare una piazzola occupata non dai migranti ma dai nomadi in questo caso. Ci colleghiamo con Carlo Alberto Inghilleri che è in compagnia del sindaco di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro. A te Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Torri di Quartesolo, ci troviamo proprio davanti alla piazzola che ospita da 20 anni i nomadi, ci sono alcune roulotte, alcuni camper e qui a Torri di Quartesolo riesplode la questione proprio sui nomadi perché il sindaco che ringrazio per essere qui, buongiorno a Diego Marchioro, ha annunciato che verranno fatti dei lavori su questa piazzola per attrezzarla a favore dei nomadi. Diciamo a favore dei nomadi e a favore di tutti, nel senso che se noi la nostra priorità sono le condizioni igienico-sanitarie, dobbiamo garantirle, quindi piazzeremo dei bagni e delle docce. Per una spesa di quanto? Per una spesa di 25.000 euro. Poi diciamo che verrà anche chiuso questo ingresso da via Savona, verrà chiuso, nel progetto è previsto anche questo, che possono entrare dall'altra parte. Diciamo che si va in qualche modo a alleggerire questa zona dove ci troviamo, che è una zona tra l'altro anche commerciale, ci sono delle attività commerciali. Esatto, sì, l'idea è quella di alleggerire la pressione su questa zona qua. Stavo dicendo che comunque la nostra priorità sono le condizioni igienico-sanitarie che dobbiamo garantire soprattutto per i minori che vengono accompagnati a scuola da un anno a questa parte, assieme a Caritas vengono accompagnati a scuola e quindi frequentano in maniera regolare. Credo che sia una delle speranze questa, cioè il fatto che i ragazzi ricevono l'educazione e abbiano la possibilità in futuro anche di scegliere di studiare di più. Ecco, questo è già successo ma senza un'effettiva conclusione, perché poi il lavoro è la questione. Certamente però le polemiche non sono legate al fatto che i ragazzi vanno a scuola, le polemiche sono fatte e sono nate dal malcontento di qualcuno che dice si vanno a investire dei soldi del comune di Torri di Quartesolo per attrezzare una piazzola che tra l'altro non è neanche un campo nomadi, è una piazzola dove i nomadi si trovano da 20 anni, ma sono delle piazzole di sosta. Certo. Non abbiamo mai istituito campo nomadi e mai lo faremo. Anche perché, in pratica lo sono se andate ad attrezzarle? Anche perché è un'attrezzatura che si trova anche nelle piazzole dei camper e dei campeggi, quindi è la stessa cosa. In ogni caso il nostro progetto si chiama Oltre il Campo. Perché? Perché noi abbiamo intenzione di creare le condizioni perché queste persone trovino poi un alloggio, o un alloggio atero o un alloggio in altra maniera, ma diventino, siccome lo sono già stanziali, che diventino stanziali nel vero senso della parola, che abbiano una casa dove abitare e non più dentro a piazzole che non garantiscono certo una vita agiata. Ecco, il fatto di attrezzare con dei bagni come porterà queste persone a riuscire a diventare stanziali, quindi ad avere una casa? Intanto si devono abituare a tenere a posto un luogo che gli serve, nel senso che se lì ci vanno a fare i loro bisogni e fanno le docce, vuol dire che hanno bisogno di tenere un luogo in maniera decorosa. Bene, quindi insomma voi cominciate intanto ad attrezzarli, spendete più di 20.000 euro, le polemiche le sono state rivolte anche di persona, cosa le hanno detto? Qualche cittadino cosa ha detto? Stanno dicendo effettivamente un po' di tutto, quindi ci sono anche... Facciamo una sintesi del pensiero di chi non è d'accordo. Il pensiero è: spendete i soldi per i nomadi e non considerate invece gli italiani. Io ricordo a tutti che il bilancio del comune varia, diciamo, di anno in anno dai 6 milioni e mezzo ai 7 milioni. Qui stiamo investendo
per un anno solo, che è il primo intervento che facciamo, per un anno solo spendiamo 25.000 euro che rappresenta lo 0,34% del bilancio. Tutto il resto viene speso per gli italiani. Bene, io ringrazio il sindaco Diego Marchioro di Torri di Quartesolo, che ha spiegato, è venuto qui proprio davanti alla piazzola dove si trovano i nomadi per spiegarci qual è il suo progetto, per rispondere anche a queste critiche. Quindi lo ringrazio, direi che per quanto ci riguarda per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte. Ci ricollegheremo tra poco con Anna Maria Parisi da Mestre per un gravissimo fatto che viene riepilogato così dal Gazzettino. Vedete che il titolo del Gazzettino: scoprono i ladri in casa, scoppia una lotta furibonda, uno dei malviventi cade dalle scale e muore. La vicina di casa: ho sentito trambusto ma non ho aperto la porta. Cercheremo di avere testimonianze e altri particolari di questo fatto gravissimo che è accaduto durante il furto in un'abitazione di Mestre. E un altro fatto molto grave è quello dell'aggressione alla famiglia del pirata della strada che ha investito un ragazzo 14enne. 30 uomini incappucciati, 30 uomini di colore si sono presentati davanti alla porta dell'abitazione dell'automobilista che ha investito il 14enne, minacciando la famiglia, urlando te la faremo pagare. Sentiamo. Una trentina di persone hanno cercato di sfondare la porta e di aggredire il signor Begalli. Purtroppo è una situazione che fortunatamente non è degenerata, adesso credo abbia fatto denuncia e quindi staranno facendo le indagini sugli autori di questo tipo di spedizione punitiva. Sono arrivati armati di sassi, incappucciati, hanno urlato, minacciato, insultato e preso a calci e pugni la porta di Davide Begalli, il 39enne che lo scorso 31 luglio ha travolto ed ucciso il 13enne Chris Obengabon. L'uomo si trova agli arresti domiciliari a casa della compagna. Ragazzi di colore hanno raccontato alcuni testimoni. Ora i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della palazzina che hanno ripreso l'aggressione per identificare i responsabili della spedizione punitiva, momenti di vero terrore. Certo, perché c'è anche un figlio minore che abita con loro, quindi la situazione non è sicuramente tranquillizzante. Si cerca ora una soluzione alternativa, un posto più sicuro, una struttura, anche se l'avvocato ci spiega in questo momento, in questo periodo, non è così facile. Certamente i carabinieri sono stati allertati, quindi intensificheranno i controlli anche per proteggere il signor Begalli. L'avvocato sta ancora valutando la possibilità di presentare istanza al Tribunale del Riesame. Il 39enne continua intanto a ribadire la sua verità sulla tragedia. Ha sentito il colpo sull'autovettura ma non si era reso conto che potesse essere una persona piuttosto che un cartello stradale o qualche altro corpo inerte che ha colpito la macchina. Questa è la versione che ha reso e che ha ribadito sempre anche davanti ai giudici. A Negrar sono molte le iniziative per ricordare il 13enne, il suo sorriso, la voglia di vivere, la sua passione per il calcio. Anche la nostra vita è distrutta, ha detto fra le lacrime la compagna del 39enne. I funerali si svolgeranno sabato 12 alle 10 nella chiesa parrocchiale di Negrar. Servizio di Daniela Sizzia, percepiva il reddito di cittadinanza e viveva in un alloggio popolare, ma aveva acquistato una BMW di grossa cilindrata. Denunciata dalla Guardia di Finanza di Treviso, la compagna di Ronny Levakovic, che un anno fa, come ricorderete, causò la morte di 2 donne lungo il terraglio a Treviso, a Preganziola, proprio al volante di quella vettura. Abbiamo scoperto che una donna intestataria di un alloggio di edilizia popolare nel comune di Treviso ha omesso di indicare nella domanda per ottenere l'appartamento il possesso di un'autovettura di pregio. Si tratta di una BMW M3 coupé e quindi abbiamo denunciato la donna per il reato di falso ideologico. A finire nel mirino delle fiamme gialle la compagna di Ronny Levakovic, il 26enne che nel marzo 2022 lungo il terraglio a Preganziol tamponò la vettura con a bordo Mara Visentina e Miriam Cappelletto, che persero la vita nello schianto. Per quella vicenda l'uomo ha recentemente patteggiato una pena a 3 anni e 4 mesi di reclusione. La BMW M3 coupé al centro delle verifiche dei finanzieri è proprio la macchina guidata
guidata da Levakovic la mattina della tragedia. Era stata acquistata nel gennaio 2022 all'Isola d'Elba. L'autovettura era stata acquistata con un bonifico di 15.000 euro partito proprio dal conto corrente intestato alla beneficiaria dell'alloggio di edilizia popolare. Questo dato finanziario era incompatibile con il reddito di cittadinanza di cui beneficiava la stessa donna, e quindi la persona è stata denunciata anche per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Alla luce delle due denunce, il Tribunale di Treviso ha condannato la donna a 9 mesi di reclusione, pena sospesa e commutata in una multa di 20.250 euro. Parallelamente l'INPS di Treviso ha revocato l'erogazione del reddito di cittadinanza chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite, mentre il Comune di Treviso ha avviato il procedimento per riottenere l'abitazione. Le indagini delle Fiamme Gialle sono partite dopo le segnalazioni arrivate da Polizia Locale e Ater ad indicare l'importanza della collaborazione tra istituzioni, ma anche dei cittadini chiamati a segnalare eventuali situazioni sospette. In questa specifica indagine si è vista molto bene la collaborazione tra enti pubblici che dunque ha portato a scoprire questo caso. Servizio di Francesca Bozza. Ieri sera a Focus c'era la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Guidolin, alla quale abbiamo chiesto se non ritenesse che questi fatti, il fatto che tanta gente abbia percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto, non abbiano consentito proprio poi alla maggioranza di smantellarlo. Vediamo cosa ci ha detto. Sì, è valorato dal fatto che il reddito di cittadinanza, quello che veniva chiamato reddito di cittadinanza, è stato abolito, sì. Ma è stato fatto l'ADI che con dei paletti diversi però si rifà esattamente al reddito di cittadinanza con lo stesso impianto. Però ecco, io voglio dirle una cosa, direttore, sì. Quando abbiamo fatto il reddito di cittadinanza nel 2019, nell'articolato di quella legge c'erano anche delle misure per i controlli, perché lo sappiamo benissimo tutti che nel nostro paese insomma ci sono tantissime persone oneste, ma c'è sempre qualcuno che tenta di fare il furbetto, e questo succede a tutti i livelli. Pensiamo anche alle pensioni di invalidità, ad esempio, e quindi un sistema di controllo noi lo avevamo creato, e se la Guardia di Finanza trova queste distorsioni, insomma, di persone che falsificano le carte per poter avere il reddito di cittadinanza, noi siamo ben contenti che, insomma, che questi furbetti vengano presi e puniti per quello che hanno fatto. Quello che non ci sta bene è che però si faccia di tutto un erbo un fascio, perché su una minima percentuale di furbetti, chiamiamoli così, poi però ci sono anche le persone che realmente hanno bisogno di quei soldi, e che poi sono le persone che si stanno riversando anche nei comuni, e quindi i sindaci che hai in studio probabilmente hanno più presente meglio di me chi sono queste persone. E allora io mi chiedo perché ogni volta che in questo paese si prova ad introdurre una legge, e questo è successo anche ad esempio con gli immigrati, per motivi puramente di propaganda politica, viene poi disfatto tutto invece che magari migliorarlo laddove ci sono dei problemi. Allora, questa era la senatrice Barbara Guidolin ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità, un minuto o qualcosa di più, e poi torniamo con altre notizie, altri collegamenti dalle nostre province. State con noi stasera. Stasera ovviamente ne riparleremo a Focus. In regia oggi ci sono Francesco Ceron e Alberto Piovesana. Tra poco state con noi. E torniamo in diretta a Mestre da Anna Maria Parisi, perché come ha titolato anche il Corriere del Veneto, vedete
il titolo su questa drammatica vicenda, un ladro che è caduto dalle scale ed è morto dopo essere stato scoperto durante un furto in casa. Anna Maria, allora pare che non ci siano stati testimoni, c'è solo una vicina di casa che ha detto ho sentito un gran trambusto. Ci ricostruisci un po' tutta questa vicenda? Erano le 10:30, alle 22:30 di ieri sera, quando, allertata dalle grida di aiuto e dal forte trambusto provenire dall'appartamento di fronte, da questo palazzo che vediamo con le immagini di Sandro Ponchio, la vicina di casa, una signora anziana, ha chiamato le forze dell'ordine, ovvero gli agenti delle volanti della Questura di Venezia, che sono immediatamente intervenuti. Che cosa è successo? Ieri sera verso le 22:30 c'è stato un forte trambusto qui al terzo piano di questa palazzina del civico 9 di via Rampa Cavalcavia a Mestre, strada che si trova vicino alla stazione dei treni di Mestre, tra Corso del Popolo e via Cappuccina. Tre ladri, così si era ipotizzato in un primo momento, si erano introdotti al terzo piano di questa casa sembrava fare un furto nell'appartamento. Si tratta di tre ladri di nazionalità moldava, così come i due proprietari, nipote e zio, entrambi di nazionalità moldava. Nel tentativo di effrazione, la rincorsa dei proprietari di casa nei confronti dei tre ladri, quindi le botte all'interno dell'ascensore, con uno dei tre ladri che sarebbe morto proprio all'interno dell'ascensore per le botte. Non si sa anche se siano stati usati oggetti contundenti ricevuti, con gli altri due che nel frattempo avrebbero tentato la fuga dalle scale, e uno dei due avrebbe subito delle gravi ripercussioni, sempre cercando di fuggire dalle scale, perché sarebbe caduto rovinosamente, ma non sarebbe in pericolo di vita. E adesso arriva la svolta, sembra, dagli inquirenti, perché in questo momento nipote e zio sono sentiti dagli agenti della questura nell'interrogatorio a Venezia. E che cosa è emerso? Non sembra convincere gli inquirenti il tentativo di effrazione di cui si era parlato inizialmente, perché sembra anche all'ipotesi al vaglio della questura sopraggiunga anche il regolamento di conti. Sembra infatti che i tre ladri si sarebbero introdotti addirittura in appartamento arrampicandosi, come vediamo dall'esterno, visto che il condominio è in fase di ristrutturazione, come possiamo ben vedere, e poi sarebbero entrati dentro l'appartamento approfittando dell'apertura di una delle finestre di casa. Sembra nel frattempo che zio e nipote stessero facendo, come dire, festa già da un paio di giorni. Adesso non si sa di che tipo di festa si sia trattato, se di festa alcolica o a base di droga o entrambe le cose. Potrebbero essersi conosciuti, potrebbero essere stati amici o comunque conoscenti i tre ladri con zio e nipote. E qui emerge un altro particolare, e cioè inizialmente sembrava che zio e nipote fossero all'interno dell'appartamento, ma agli inquirenti lo zio avrebbe detto che uno si trovava a Oriago, cioè lo stesso zio, e il nipote sarebbe stato qui da solo. Perché? Perché visti i lavori in corso avevano paura, temevano potessero entrare i ladri in casa, e quindi si erano divisi, come dire, a mo' di sentinella per vigilare e attenzionare gli appartamenti. Anna Maria, hai spiegato molto bene, certo è sospetto il fatto che anche le vittime di questo ipotetico furto a questo punto fossero moldave, no? Quindi probabilmente
era una compagnia di giro, erano persone che si conoscevano, forse come dicevi tu prevarrà l'ipotesi del regolamento di conti. La vittima è precipitata nel vano dell'ascensore, no? Probabilmente inseguita dall'aggredito o dagli aggrediti, poi ovviamente le indagini chiariranno anche questo. Sì, anche perché non si capisce come abbia potuto precipitare nel vano dell'ascensore, visto che l'ascensore era perfettamente funzionante fino a ieri sera, fino alle 22:30. Dopodiché non si sa se sia stato manomesso e da chi, se dagli stessi ladri o comunque dallo zio e dal nipote. Insomma, è una vicenda dai contorni decisamente non chiari e di cui vi forniremo naturalmente altri dettagli nel corso dei prossimi collegamenti e certamente nel servizio che andrà in onda con il telegiornale della sera. Molto bene, grazie molte. Per il momento è tutto. Grazie Anna Maria, grazie molte a te e all'operatore. Chi è l'operatore con te? Ponchio? Sandro Ponchio, il mitico Sandro Ponchio. Grazie, andiamo a Padova per l'omicidio di via Durighello. I fratelli Rachipai hanno presentato istanza di scarcerazione al Tribunale del Riesame. Sentiamo Chiara Gaiani. Un tentativo di legittima difesa. Su questo si baserebbe l'istanza di scarcerazione depositata al Tribunale del Riesame da Ilmi e Clinton Rachipai, i fratelli albanesi accusati dell'omicidio di Albert Deda e del tentato omicidio di 2 connazionali avvenuto in via Durighello a Padova lo scorso 23 luglio. Un delitto tutto da chiarire. I 2 fratelli sono incensurati, non ci sarebbero infatti problemi legati alla malavita all'origine del delitto. Da chiarire soprattutto da dove siano arrivati i coltelli. Le certezze restano legate alla fuga dei 2 fratelli che a bordo di una Clio hanno tentato di scappare dall'Italia ma sono stati bloccati a Gorizia dalla polizia stradale a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. I 2 fratelli restano in carcere a Vicenza e Rovigo in attesa della decisione dei giudici del riesame. Un lager per animali è stato scoperto dai carabinieri della forestale di Padova, i carabinieri forestali di Padova, 10 cuccioli e 7 cani adulti che sono stati liberati da questo allevamento abusivo nello scantinato di un palazzo, e questo avviene mentre poi altri animali vengono abbandonati per le strade. 17 cani sequestrati, di cui 10 cuccioli con meno di 10 giorni d'età. L'operazione all'Arcella a Padova dei carabinieri del nucleo forestale insieme alla polizia locale cittadina e ai responsabili veterinari dell'ULSS 6 Euganea. I carabinieri sono entrati in un condominio di via Cabrini all'Arcella dopo la segnalazione dei residenti di forti e sgradevoli odori provenienti dalla cantina. Qui i militari dell'Arma hanno trovato un vero e proprio canile abusivo con animali di varie razze, tra le più alla moda American Bully, Barboncini Toy e Amstaff. I cani vivevano in condizioni igieniche raccapriccianti, in gabbie anguste, in locali bui e umidi. Le bestiole sono state quindi affidate ai veterinari dell'ULSS 6 Euganea e portati al canile di Rubano per ricevere le cure del caso. Al proprietario degli animali, un italiano di mezza età, è stato notificato un decreto di sequestro della struttura ed è stato indagato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura. Gli inquirenti ipotizzano che i cuccioli siano stati allevati per poi essere venduti a privati in un secondo momento. Servizio di Francesco Ratai, e ci sono i danni provocati dai lupi che sono scatenati. E quindi il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco ipotizza provvedimenti molto seri per arginare queste stragi compiute dai lupi, soprattutto sull'altopiano di Asiago. Sentiamo Nicola Finco, intervistato in diretta da Ferdinando Garavello. A te la linea, Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Oggi parliamo di lupi, di un problema molto sentito in tutto il Veneto, ma in generale nell'altopiano dei 7 comuni, dove continuano senza freno le predazioni da parte dei selvatici ai danni delle malghe. Ne parliamo con il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, che da tempo si sta occupando di questo problema per cercare una soluzione. Vicepresidente, che cosa si può fare?
Ma diciamo che la situazione continua ad essere molto grave, in quanto sul nostro territorio continuano le predazioni. Spesso e volentieri gli allevatori sono ostaggio di lupi, perché ormai si ritrovano all'interno delle stalle o fuori dalla porta delle malghe, e purtroppo le risposte a livello nazionale tardano ad arrivare. Da anni si sta parlando di un piano di contenimento del lupo, però spesso e volentieri vediamo che sia i ministri dell'agricoltura ma anche quelli dell'ambiente sono spesso e volentieri ostaggio delle lobby ambientaliste, e questo sta creando veramente un danno serio a tutto il comparto, in quanto in alcune malghe molti allevatori hanno già riconsegnato le chiavi ai comuni in quanto sono stanchi di queste predazioni, e molti denunciano sempre meno questi attacchi predatori, perché poi la filiera burocratica è lunghissima per avere poi un risarcimento minimo. Chi oggi va in montagna va per non solamente portare avanti una tradizione millenaria, ma soprattutto per mantenere vivo quello che è, mantenere viva l'economia di montagna, mantenere viva anche quello che è la biodiversità, quindi i pascoli e tutta la filiera che ne consegue. Quindi noi oggi a livello nazionale stiamo premendo perché venga adottato un piano, ma che sia però un piano serio e non un piano farlocco che poi alla fine porti a poco o nulla. Qual è il problema in questo momento con gli abbattimenti, i contenimenti? Ma diciamo che, a parte che ci troviamo in una situazione di disparità, nel senso che si sta parlando in queste ore di autorizzare il Trentino Alto Adige all'abbattimento dei lupi in nome dell'autonomia, mentre in Veneto o nelle altre regioni d'Italia questo non è ancora possibile. E già questo un qualcosa di scandaloso, perché se il lupo non è più in via di estinzione in Alto Adige, in Trentino, non lo è nemmeno in Veneto, visto le continue predazioni. Ma soprattutto il piano che è stato presentato a livello nazionale è un piano che prevede ovviamente l'esclusione degli abbattimenti nelle aree protette, e poi prevede delle misure di contenimento solo nei casi in cui il lupo cerchi di aggredire l'uomo. Quindi prima deve succedere un fatto grave, quindi magari come abbiamo visto qualche mese fa con l'orso che ha ucciso una persona in Trentino, quindi solamente dopo si può intervenire. Quindi questa è pura follia, perché vuol dire che l'animale arriva prima dell'uomo, cioè che prima bisogna tutelare l'animale prima di tutelare l'uomo, e questo penso sia veramente anche un segnale di disprezzo non solamente nei confronti di magari, ma anche proprio della figura dell'essere umano, perché se oggi il cane, il lupo vale di più di un essere umano, questo la dice lunga anche sulla sensibilità che hanno certi amministratori a livello soprattutto nazionale. A questo punto abbiamo capito, il tema è molto complicato, c'è chi se ne sta occupando come il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che ringraziamo. No, io ringrazio voi, di sicuro se va avanti questa situazione è un'idea, la butto là, però forse sarebbe il caso anche di iniziare a denunciare lo Stato, perché nel caso in cui si verificasse una situazione analoga a quella dell'orso in Trentino, nel caso in cui succedesse qualcosa a qualche allevatore o a qualche comune cittadino che si trova il lupo fuori dalla porta di casa, forse lo Stato dovrebbe iniziare a risponderne e a rispondere anche seriamente. Con quella che suona come qualcosa di più di una provocazione vi cediamo la linea. Grazie molte, grazie. Adesso vediamo i danni provocati non dai lupi ma dagli uomini, tant'è vero che è dovuta intervenire la Guardia di Finanza anche sull'altopiano. Vediamo. Lavoravano in un bar dell'altopiano dei 7 comuni, ma erano in nero e per di più percepivano il reddito di cittadinanza. 2 dipendenti e il titolare di un locale di Gaglio sono finiti nei guai dopo una visita della Guardia di Finanza della tenenza di Asiago, che nell'ambito di una serie di controlli sul territorio ha scoperto 2 persone che lavoravano in uno dei bar del paese in assenza delle preventive comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che entrambi i soggetti erano percettori del reddito di cittadinanza ed è quindi scattata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Vicenza per indebita percezione di 15.000 euro. Al titolare del locale è stata invece appioppata una sanzione amministrativa dell'ammontare di circa 13.000 euro, con contestuale segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per tutte le ricadute del caso. Durissima la reazione del sindaco di Gaglio, Emanuele Munari. Già ormai sono mesi che vengono scovati percettori che non hanno diritto, non avrebbero diritto o magari pescati anche a lavorare. Io non so ancora chi siano queste persone, sicuramente poi spero di poterlo sapere per capire se effettivamente parliamo di persone in estremo stato di bisogno o persone che magari invece hanno fatto per così dire i furbetti, quindi vedremo
di capire chi sono, con la speranza che magari sia stato tutto dettato dalla necessità e non dalla furbizia, come spesso è emerso in questi ultimi periodi. La Finanza ha pizzicato inoltre 6 lavoratori in nero, di cui un immigrato irregolare in un negozio di abbigliamento e accessori all'ingrosso di Rosà. L'attività riconducibile a cittadini di origine cinese è stata sospesa perché al momento dei rilievi delle fiamme gialle il personale irregolare era presente in misura superiore al 10% del totale dei dipendenti. Nei confronti del titolare è stata irrogata una sanzione amministrativa di 13.000 euro, ma il fascicolo è ancora aperto. Adesso scendiamo dall'altopiano e torniamo a Vicenza, dove il sindaco lancia un monito. Entro il 31 agosto la società che gestisce gli spazi di sosta viene invitata a rispettare gli impegni previsti, altrimenti potrebbero scattare delle sanzioni. Un cambio di passo o potrebbero scattare le sanzioni. Il sindaco di Vicenza lancia un monito alla società che gestisce gli spazi di sosta in città. Con una nota particolarmente dettagliata, Giacomo Possamai chiede che siano portati a termine gli investimenti previsti entro il 31 di agosto. Risposte che chiediamo al gestore della sosta, che ha promesso investimenti importanti in città sui parchimetri, sui parcheggi, quindi penso all'implementazione per esempio del sistema Telepass, ma anche sulle tecnologie, quindi sulla possibilità di avere pannelli informativi sui posti liberi in città per evitare ai cittadini di perdere tempo cercando posto inutilmente. Sono investimenti non soltanto promessi ma garantiti da un contratto che chiediamo che vengano messi a terra. Ad oggi sarebbero diversi gli interventi che il Comune si aspetta, soprattutto per quanto riguarda l'implementazione tecnologica e l'attivazione di nuovi servizi. La lettera quindi è un richiamo formale che fa riferimento anche alla possibile penale di 1.000 euro al giorno fino al 3° mese di ritardo, dopodiché potrebbe scattare la risoluzione del contratto. Il contratto dice che dal 1° di settembre c'è un'ipotesi di penale di 1.000 euro al giorno per i primi 90 giorni e poi si può arrivare alla risoluzione del contratto. È chiaro che nessuno vuole arrivare alle maniere forti, chiamiamole così, noi vogliamo semplicemente che siano rispettati gli impegni. La lettera al gestore degli spazi di sosta è stata mandata il 3 agosto. Il Comune di Vicenza è ancora in attesa di una risposta, ma quello che è stato lanciato è quasi un ultimatum. È ormai quasi un ultimatum perché manca molto poco alla scadenza, il 31 di agosto, entro il quale dovevano essere fatti questi interventi, però ecco, chiediamo al gestore della sosta risposte e le chiediamo formalmente. Diamo un titolo dal giornale di Vicenza: rientra in Italia senza autorizzazione, un 35enne arrestato nella notte. L'uomo colpito da un divieto di rientro in Italia che scade nell'agosto del 2024 è stato rintracciato dai carabinieri in viale Cricoli. E proprio sulla sicurezza ci sono le critiche dell'ex sindaco Francesco Rucco, preoccupato per un degrado che a suo giudizio sta aumentando. Vediamo. Allarme sicurezza a Vicenza. Sotto l'effetto della droga aggredisce una donna e danneggia una volante della polizia. Succede a Monteberico, protagonista un marocchino con vari precedenti che ha ricevuto dal questore un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Questo è l'ultimo episodio capitato in città, però per il consigliere comunale Francesco Rucco è un cattivo segnale. Sono fatti spiacevoli che si stanno ripetendo con una frequenza maggiore rispetto al passato. Si nota sicuramente sul territorio, lo notano i cittadini perché ce lo dicono tutti i giorni, una minore presenza delle pattuglie della polizia locale, delle squadre antidegrado e soprattutto antidroga. Questo ha permesso a molti di allargarsi in alcune zone della città, quindi non solo nel centro storico ma anche nei quartieri più limitrofi, e sta determinando molta preoccupazione tra i cittadini. La preoccupazione è che ci sia uno smantellamento in corso delle forze di polizia locale rispetto a quelle funzioni che noi abbiamo voluto fortemente e che contrastavano il fenomeno del microspaccio, del degrado e soprattutto anche della microdelinquenza. L'ex sindaco di centrodestra critica la gestione della sicurezza in città con l'amministrazione di centrosinistra. Francesco Rucco si augura che ci sia un giro di vite per scongiurare un liberi tutti.
Una sorta di libera tutti, come abbiamo visto nella fontana di Piazza Garibaldi, piuttosto che ai Giardini Salvi con le nuotate da parte di alcuni sbandati. È importante però stabilire, come lo dicevo anche a suo tempo, non possiamo tutto attribuire all'amministrazione comunale, ma anche alle norme che devono essere cambiate rispetto al principio della certezza della pena. È fondamentale ridurre i tempi per le espulsioni, ci vogliono accompagnamenti coattivi certi, cioè quando si portano nei centri di espatrio poi devono essere espatriati e devono essere rimandati a casa. Questo per quanto riguarda pregiudicati e chi commette atti delinquenziali nei confronti dei nostri concittadini. Allora, è confermata l'ipotesi di cui stavamo parlando prima con Anna Maria Parisi, l'uomo trovato ucciso, questa è un'ANSA, ucciso in un condominio a Mestre, è stato scoperto all'interno dell'ascensore del palazzo, dentro al quale c'erano anche i 2 occupanti dell'appartamento. Non era un ladro quindi, ma non si è trattato di un tentato furto, ma di un omicidio scaturito forse dopo una lite tra persone che si conoscevano. I 2 giovani, secondo quanto si apprende, sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario, il sospetto che era subito sorto nel momento in cui si è saputo che le vittime di questo presunto furto erano anch'esse moldave come i presunti ladri, che poi in realtà erano aggressori. Andiamo a Bassano del Grappa per l'annosa vicenda Baxi-Pengo, lo scontro tra chi vuole l'industrializzazione dell'area di San Lazzaro e chi invece difende il verde pubblico. Vediamo. Il caso San Lazzaro non doveva diventare un caso, semplicemente perché la normativa era ed è a difesa dell'area. A fare ulteriore chiarezza l'architetto Giovanni Todesco. L'area è da molti anni sotto pressione, diciamo così, di speculatori, però mi sembra che sia il PAT che soprattutto il piano degli interventi vigente, che ormai è anche abbastanza datato ma mai smentito, sia chiarissimo. Ha assegnato all'area una importanza di tipo ambientale insostituibile e perciò si tratta di un terreno unico. In cosa consiste l'unicità? Consiste nel fatto che ha un ruolo di direttrice naturale, o chiamiamolo se volete un corridoio ecologico, di congiunzione fra l'area dell'Aldo alle Brenta con il Parco delle Rogge. Aggiungiamo che c'è la presenza di 2 rogge molto importanti che estendono un vincolo, tra l'altro di legge, un vincolo paesaggistico. Spazio in termini di normativa ordinaria non ce ne sia assolutamente. È un po' come se io per aprire una mia attività chiedessi di costruire un edificio in Piazza Bassano, insomma, tanto per fare un paragone comprensibile a tutti. Francamente il dibattito neanche doveva cominciare. E sempre a Bassano è arrivata la conferma da parte dell'amministrazione comunale che la spiaggetta di via Pusterla non riaprirà più. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare. E già, anche quest'anno bassanesi e turisti hanno solo sognato di riavere la loro spiaggetta in riva al Brenta. Non c'è più niente da fare, parole e musica non di Bobby solo, ma del vice sindaco di Bassano, Andrea Zonta. Ormai al 10 di agosto direi che sì, le speranze sono veramente poche. Posso dire che è una questione che abbiamo visto anche ieri con il sindaco, ad entrambi dispiace perché, ripeto, era un plus che si poteva dare, poteva essere un luogo dove i bassanesi si potevano andare, ma ecco, in questo caso dobbiamo dire che forse il privato non è stato così bravo come il pubblico avrebbe voluto. Il lucchetto dunque rimarrà chiuso, niente comodato d'uso, niente accordo tra privati, niente accordo con il pubblico. Tutto fermo, immobile. Le uniche cose che in questi mesi si sono mosse sono state le comunicazioni e i proclami dell'amministrazione comunale che per voce della sindaca a più riprese aveva annunciato l'imminente riapertura della spiaggetta di via Pusterla. Invece non c'è più niente da fare.
è stato bello sognare? Beh, tanto bello forse no, perché bassanesi e turisti hanno cullato l'illusione di tornare a trascorrere lì le giornate dove per anni e anni si ci dava appuntamento per vivere l'estate in città. Avevamo anche predisposto questa specie di comodato d'uso che durasse perlomeno l'anno in corso fino alla fine del 2023 per poter aprire quella spiaggetta, ma quella che potremmo definire una diatriba, se non un accordo tra società private, ci ha negato la possibilità di poter chiudere questa mediazione. Sogno o illusione che rimarrà tale almeno per quest'anno, poi chissà, ma a questo punto sognare o illudersi ha smesso di essere il gioco dell'estate bassanese. E Alex Giuliano ha rispolverato un vecchio brano di Bobby Solo, non c'è più niente da fare, invece ci sarà molto da fare a Venezia per il Mose in vista delle prossime acque alte eccezionali. Il Mose sta difendendo Venezia, ogni tanto escono notizie che parlano di difficoltà nella conclusione, per concludere definitivamente i lavori di queste grandi barriere contro l'acqua alta. Una buona notizia, le imprese lavoreranno secondo quanto aveva annunciato nei suoi programmi il commissario Elisabetta Spitz. Vediamo. Entro la fine del 2023 verranno conclusi in linea con i programmi annunciati dal commissario Elisabetta Spitz i lavori alle bocche di porto del Mose. Prima di una breve pausa estiva di Ferragosto, le imprese che stanno portando avanti i lavori hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e l'esito, come spiega Davis Rizzo, portavoce delle imprese, è stato positivo. L'obiettivo che il commissario si è dato di portare a termine le lavorazioni in questione entro la fine dell'anno corrente è un obiettivo del tutto raggiungibile. Ma diciamo che le opere determinanti per il funzionamento del Mose saranno concluse entro la fine dell'anno corrente, entro la fine del 2023. Anche dal punto di vista dei pagamenti tutto sta procedendo bene. Con il mese di settembre potremo rientrare anche di quei debiti di quei crediti che da tempo costituiscono, come dire, un segno, un peso nei bilanci delle aziende non di poco conto. Il nodo che però resta ancora da sciogliere riguarda le opere di compensazione ambientale. Il rischio che si sta correndo è che una parte, quantomeno, del celeberrimo piano Europa non veda il suo compimento per mancanza di fondi. Di fronte a questo tipo di situazione non servono grandi sforzi di fantasia. Sarebbe necessario un intervento da parte del governo affinché venissero finanziate le opere attraverso una messa a disposizione delle somme di denaro. Allora, nel primo semestre del 2023 i traffici del porto di Venezia sono calati quasi del 5% rispetto ai primi 6 mesi dell'anno scorso, nonostante la diminuzione delle esportazioni. Comunque diversi settori rimangono in crescita. Nel primo semestre 2023 i traffici del porto di Venezia sono calati del 4,7% rispetto agli stessi 6 mesi del 2022, attestandosi su un volume di 12.342.000 tonnellate. Naturalmente vocato alle esportazioni, il porto ha risentito sia della stagnazione della produzione industriale e manufatturiera che della contrazione dei prestiti alle imprese. Significativa invece la crescita dei traffici ferroviari, al centro anche dei criteri per l'aggiudicazione delle nuove concessioni, che crescono nel primo semestre dell'anno del 4,1% per numero di treni e del 6% in termini di tonnellate movimentate. Il porto gode di ottima salute per quanto riguarda alcune categorie merceologiche, sta andando molto bene il settore delle rinfuse, sia alimentari che siderurgiche. Il settore dei contenitori tiene, confido molto nelle nuove istanze di concessione, come avete visto è ripartita l'epoca delle nuove concessioni che sono importanti perché rilanciano il business e rilanciano il lavoro.
Continua infine la crescita esponenziale del traffico crocieristico, più 123% passeggeri. Con un meno 28,1% di movimentazione merci nel primo semestre 2023, invece, il porto di Chioggia continua a soffrire e registra una flessione che, pur in linea con le dinamiche dell'andamento storico dello scalo, è oggetto di analisi attenta da parte dell'autorità di sistema portuale. Eccellente invece l'andamento del settore crocieristico, con 24.484 passeggeri registrati tra gennaio e giugno 2023. Domani alle 15 su Antenna 3 in diretta i funerali di Armando Trevisiol, un sacerdote che ha fatto tantissimo per i poveri, per gli anziani, per i malati, per gli ultimi, e quindi c'è un cordoglio enorme per la sua scomparsa. Sentiamo tante persone che lo hanno conosciuto e che lo ricordano. Con Don Armando Trevisiol se n'è andato un sacerdote sempre attento ai più deboli. Il centro Don Vecchi, un fiore all'occhiello per l'assistenza nel territorio, e Don Armando era un punto di riferimento per la comunità intera. Il presidente della regione Luca Zaia è tra i tanti che in queste ore partecipano ad un cordoglio profondo e unanime per la scomparsa di Don Armando. Il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, ne ha ricordato la grande umanità, sempre rivolta ad alleviare le sofferenze degli ultimi. Le sue opere, ha scritto Martella, hanno lasciato un segno profondo e indelebile e rappresentano un esempio cui ispirarsi per il futuro. Cordoglio anche ad Eraclea, dove Don Armando Trevisiol era nato il 15 marzo 1929. Gli abbiamo riconosciuto un certificato di benemerito proprio qualche mese fa, che non è potuto venirlo a ritirare lui perché non si sentiva bene ed è venuto in Consiglio Comunale Fratello. Ha fatto veramente tanto e questo gli è sempre stato riconosciuto anche dai nostri concittadini, che hanno proprio proposto di premiarlo in qualche modo, di dargli questo riconoscimento. Politici, enti pubblici, associazioni culturali e sportive, cittadini comuni, il cordoglio per la scomparsa di Don Armando Trevisiol è enorme. Uomo e sacerdote straordinario che ha servito la comunità delle persone con amore ed enorme creatività, ha scritto Andrea Ferrazzi, che si è detto orgoglioso di avere operato come ultimo atto da senatore in carica per il conferimento dell'onoreficenza di ufficiale della Repubblica da parte del presidente Mattarella. La parlamentare verde Luana Zanella ha ricordato come Don Armando sia stata una figura di riferimento importante nella sua prima adolescenza. Lei giovanissima guida, lui giovane prete che seguiva i primi passi della vita comunitaria. Per l'assessore Renato Boraso, Don Armando Trevisiol è stato un uomo dal cuore immenso. Se in questi tempi difficili, ha scritto Gianfranco Bettin, cerchiamo idee, forza, volontà e ispirazione per migliorarli, è anche a queste generose e illuminanti eredità che dobbiamo guardare. Nel numero speciale dell'incontro, il settimanale della Fondazione Carpinetum, Don Gianni Antoniazzi racconta: Don Armando aveva cura dei poveri perché lui era stato povero e in seminario aveva avuto fame. Fra qualche decennio sarà più chiara l'eredità di questo sacerdote di Mestre. Presieduti dal patriarca Francesco Moraglia, i funerali di Don Armando Trevisiol si svolgeranno venerdì 11 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna 3. Servizio di Filippo Fois, andiamo ancora con un break pubblicitario, torniamo subito, state con noi. Eccoci con Focus TG, ci sono dei video che diventano virali come quello di Monica Poli, la signora che ha lanciato la sua campagna contro i borseggiatori e le borseggiatrici a Venezia. Attenzione, pickpocket, milioni di visualizzazioni, e lo stesso sta accadendo anche in Veneto per un video virale che arriva dal Piemonte, dove un noto imprenditore, un finanziere, ha mollato in diretta durante una festa prematrimoniale la sua fidanzata. Sentite che cosa è successo, se ne sta parlando ovunque. Tu sai quello che sto per dire ora. Attenzione. Allora, mi sono preparato questo scritto perché sono molto emozionato. Di solito vado a braccio, ma non voglio cogliere il rischio di sbagliare. Io dovrei annunciare a tutti voi che a ottobre io e Cristina ci sposiamo. Queste sono le partecipazioni che per l'ennesima volta vediamo di fare. Però poi riflettendo mi sono detto che questo non era un regalo per Cristina,
ma più un regalo per me, che dal 3 marzo 2020, dato in cui ci siamo messi insieme, ho sperato di giungere a questo momento che abbiamo già rimandato 3 volte. E allora, qual è il regalo da fare a Cristina? Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, cui chiaramente tiene più che a me e che penso abbia fatto in modo di diventarle odioso solo per evitare di mancarmi di riguardo. Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale, come hai avuto modo di confidarti, e so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale. Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi, ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei. A sua mamma, povera donna, così provata dalla vita, cosa ha detto perché le avesse timore che sua figlia non fosse più al sicuro a dormire con me? Io che una donna non la sfiorerei se non con un fiore. E quindi cosa avrebbe detto a tutti voi sui motivi che ci hanno allontanato? La verità è che una banale storia di infedeltà, addirittura preconiugale. Sono tanto deluso, ho il cuore a pezzi. Mi faccio la colpa di non aver capito come una donna non possa davvero amarti se un matrimonio ti mette contro i figli, coi quali dovrò faticosamente cercare di recuperare un rapporto. Insomma, una scena sconvolgente, tutti gli invitati sotto shock, questa povera donna che avrà avuto anche le sue colpe, insomma, screditata davanti a tutti, esposta al pubblico ludibrio. Insomma, è successo in Piemonte, non in Veneto, ma insomma se ne sta parlando anche qui. Vediamo un'altra donna, in questo caso Tania Cagnotto, una grande campionessa alla quale è stata dedicata una via nella Viale delle Stelle a Jesolo, proprio per onorare i grandi successi nel settore dei tuffi. 1, 2, 3. Grazie. È una bella emozione leggere il proprio nome e adesso appunto quando ci tornerò passerò sicuramente qua al lungomare Tania Cagnotto e fa proprio un bel effetto e sono emozionata e onorata di ricevere questa assegnazione. Un nome che abbiamo fortemente voluto, un nome legato allo sport, un nome giovane, un nome dinamico, vincente come vorremmo fosse Jesolo, quindi Tania Cagnotto, un ottimo esempio tra l'altro per i giovani. Vorremmo anche condividere un messaggio con loro che da un lato è quello che nella vita si possono raggiungere grandi obiettivi impegnandosi con sacrifici, con impegno, e dall'altro lato anche un messaggio sociale legato al divieto di tuffi dai pontili e chi può meglio dirlo di una tuffatrice. Quindi oggi siamo molto felici di accogliere Tania Cagnotto nella nostra città. Tuffarsi è bellissimo, sicuramente molto divertente, però fatto dai pontili o in altre situazioni può essere anche molto, molto pericoloso e può finire male, quindi non bisogna assolutamente buttarsi dai pontili o dove non si sa quanto è alta e fonda l'acqua. Questa è la Tania Cagnotto, è tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, grazie a Francesco Ceronna e Alberto Piovesanna in regia e ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.